Si è inaugurato sabato 16 ottobre nell'ambito della Fiera dello Sport lo Skate Park, il nuovo spazio dedicato ai giovani che sorge nel giardino del centro sportivo Victoria sul lato verso Piazzale Consolini. L'area è stata attrezzata con pedane e trampolini per fare acrobazie sullo skateboard, unica in città dopo lo smantellamento di quella precaria nata al parco giochi di Via Toniolo. Il taglio ufficiale del nastro, alla presenza delle autorità, è stato seguito dall'esibizione della Vittorio Skate Crew, il gruppo di appassionati dell'area vittoriese che da tempo si riunisce al Centro Giovani Criciúma ed ha contribuito attivamente alla progettazione del parco dedicato a questo sport, che si sta evolvendo sempre di più e che sta riscuotendo sempre più successo, soprattutto tra i giovani. Un'area che non è stata concepita come mera opera pubblica, ma come un progetto dedicato ai giovani. Vivi TV ha raccolto l'opinione del primo cittadino della città di Vittorio Veneto. Luogo pubblico dedicato ai giovani, anzi ai giovanissimi. Sì, giovani, giovanissimi, è un nuovo punto di riferimento e di attrattiva, diciamo, per i nostri giovani nella città di Vittorio Veneto. Giustamente mancava, l'amministrazione comunale è riuscita, diciamo, nel progetto giovani a inserire anche questo nuovo impianto e credo possa dare uno sfogo, così, un motivo di divertimento ai nostri giovani. La seconda struttura in provincia di Treviso, quindi vuol dire che anche l'amministrazione comunale di Vittorio Veneto ha un occhio di sensibilità per queste cose. Naturalmente noi ci teniamo molto allo sport, perché lo sport è comunque formazione per i nostri giovani, motivo di confronto, ma soprattutto motivo anche di far capire che è una grande palestra di vita lo sport, e in quest'ottica vogliamo fare tutto quello che possiamo per i nostri giovani. Lo sport chiaramente ha dei costi e l'amministrazione comunale purtroppo, come tutte le amministrazioni comunali e non solo, è in difficoltà, però vogliamo andare avanti. Un appello ai giovani da ex sportivo. Ma lo sport va fatto con serietà, con serenità, è un gioco, e poi se ci sono i numeri e il talento può diventare anche una professione, ma facciamolo subito per gioco, non pensando alla professione, perché allora non è uno sport, diventa un qualcos'altro, ma allora ci si perde in poco tempo. Sì allo skate, ma una raccomandazione: con il casco in testa? Ma possibilmente sì, con il casco, perché insomma evitiamo di farci male magari in momenti di gioia, e quindi avere il casco sarebbe quantomeno opportuno. Lo si porta in bicicletta, lo si dovrebbe portare anche qua, diciamo, quando si entra in questo parco giochi.